Una visita improvvisa alla madre ha fatto sì che un furto con raggiro non si concretizzasse. È successo a Trieste, in uno stabile di via Commerciale, dove l'arrivo inatteso del figlio dell'anziana proprietaria ha evitato che 3 donne entrate in casa con futili motivi potessero rubare. Un raggiro perpetrato secondo usuali modalità. Una persona si ferma a parlare con l'anziana in una stanza, mentre l'altra o le altre cercano oggetti da rubare. Il giovane è arrivato a sorpresa in casa proprio mentre 2 donne uscivano dalla camera da letto e una terza era in cucina con la madre. Ha allertato il 113. Sul posto si è recato un equipaggio della Polizia di Stato, ma a nulla sono valse le ricerche effettuate in zona. Per gli artigiani sono utili le camere di commercio, ma il 51% vuole siano ridotte. Una richiesta di cambiamento degli imprenditori che chiedono razionalizzazioni e risparmi per renderla più snella ed efficiente. E per Franco Buttazzoni, vicepresidente vicario Confartigianato Udine, l'indicazione della 18ª indagine su congiuntura artigianato provinciale dell'ufficio studi dell'associazione è realizzata su un campione di 609 artigiani, il 33% delle quali vuole che le camere di commercio rimangano come sono. Via Mercato Vecchio e via Vittorio Veneto, secondo lei è presente una situazione di incuria? Come andrebbero trattate queste vie? Cosa andrebbe fatto? Cosa suggerisce l'amministrazione? Abbiamo sottolineato come lista identità civica questa poca pulizia, questa incuria, questo lasciare andare delle vie centrali della nostra città. Dovrebbe essere la cosiddetta passeggiata del centro storico, ma notiamo insomma che c'è una poca pulizia, visto che il comune ha la partecipazione nella società NET, che è adibita sia alla raccolta dei rifiuti in città ma anche all'igiene ambientale, come si può leggere sul sito della società. Chiediamo insomma che venga fatta una pulizia e un lavaggio, una disinfezione di questo tratto di centro storico. Lei ha identificato un'altra criticità dovuta alla presenza di questuanti? Notiamo insomma che all'esterno di negozi, soprattutto supermercati, ci sono questi questuanti con i loro cani, quindi vi lascio immaginare gli odori nauseabondi che si possono creare non solo da questi animali durante la settimana, ma anche nel fine settimana, quando c'è un po' più di vita nel centro storico. Di conseguenza ci vorrebbe una pulizia più capillare, non solo per i commercianti e i residenti, ma anche per i turisti che vengono a visitare così numerosi la nostra città. Qualcuno scambia ancora il centro di Udine, i portici, per un orinatoio, come succede ad esempio durante Friuli Doc, spesso e volentieri? Sì, abbiamo delle segnalazioni che nei fine settimana negli androni e nelle zone un po' più nascoste, nei viottoli, diciamo così, della città, vengono usati come vespasiani. Con quali prospettive, Sindaco, avete sancito con la Regione Friuli Venezia Giulia in sì l'accordo di oggi? Quello di collegare tutti i nostri plessi scolastici in quella che è la rete a banda larga. Noi abbiamo già una rete cittadina che si chiama Campus, che avevamo appunto costruito negli ultimi anni, e poi c'è la rete Hermes invece della Regione. Si tratta quindi di armonizzarle e far sì appunto che la banda larga possa arrivare a tutte le sedi scolastiche. Noi abbiamo oltre una cinquantina di plessi e quindi mantenere sempre molto molto alto il livello di innovazione nel nostro sistema scolastico, che è un sistema scolastico di punta. Con questo appunto accordo facciamo un passo in avanti per lo sviluppo della banda larga nel nostro comune, nel comune di Udine. Noi abbiamo già sviluppato una rete importante, che è la rete Campus, che collega tutte le sedi appunto del comune di Udine, da Palazzo d'Aronco a appunto tutta la sede del CED, e ad esempio la Polizia Municipale e quant'altro. E con questo accordo appunto puntiamo a integrare le reti. La rete comunale si integrerà con la rete regionale, che appunto sta per essere costruita, e con questo accordo speriamo che appunto ci possa essere la possibilità di collegare
collegare anche le scuole cittadine. Qual è al momento attuale la copertura? Per quanto riguarda la banda larga, per quanto riguarda le sedi del comune, noi riusciamo a coprire circa il 90% dei dipendenti, il che è un numero molto elevato perché appunto permette appunto grandi possibilità, perché nel momento in cui è necessario, anche nella pubblica amministrazione, condividere dati, condividere documenti, farlo nel modo più veloce possibile, la banda larga è molto importante. Per settembre, peraltro, proprio per quanto riguarda appunto questo intervento, noi riusciremo appunto a coprire anche tutte le sedi, a collegare tutti i desktop dei quasi 900 dipendenti, quindi insomma è un risultato molto importante. Il comune di Colonia Caroia in Argentina coinvolto da questo patto con il Friuli Venezia Giulia per l'irrigazione, l'agricoltura, ma anche prospettive comuni. I rapporti sono molto cordiali, infatti. Sì, è una giornata veramente importante perché abbiamo firmato un convegno con il consorzio di irrigazione. Noi a Colonia Caroia abbiamo un sistema di irrigazione che ha 100 anni, è stato fatto per i migranti friulani che sono arrivati e sono fondato Colonia Caroia nel 1878. Allora quel sistema ha bisogno di inversione per migliorare, però anche aggiungere valore alla nostra produzione. Per tutto quello facciamo questo accordo, questo convegno con la regione e anche con il consorzio di riego, e credo che diventare molto importante. Qual è la situazione da questo punto di vista in Argentina, nel vostro territorio, a livello agricolo? La situazione si può dire che a livello agricolo è buona, ma abbiamo una situazione molto difficile nell'economia di Argentina, ma credo che è una situazione congiunturale. Mi sembra che a poco tempo sarà un brutto ricordo questo, ma l'agricoltura è molto importante, tanto perché la soia ha una produzione importantissima in quello, diciamo, terreno più grande, e dopo il problema lo abbiamo in quella produzione piccola, in quello piccoli produttori, e dove dobbiamo fare l'apporto più importante come città, ma anche come Argentina e come regione, no? È ricca la comunità friulana nel vostro comune? Sì, è perché ha una ubicazione geografica nella provincia di Cordova. Di mettere in moto un Landini, non è la nebbia della discoteca, ma stanno tentando di mettere in moto un Landini. Ecco il bar, L'ha ingolfato. Bravo! Un applauso, vai! Bravo Pisu! Bravo! Ma da nafta. No, è la fretta per là. No, la fretta si deve fare là. Scarico ti muove che era gasolio. Non in cosa male cosa portavo? Adesso mica male, però portavo poi dopo per fare Alzire pari inerzia col volano. No, ma al basso come la lambretta, ma la così no?
solamente insieme noi. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Previsioni del tempo per domani, venerdì 1 agosto. Su tutte le zone avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Seppure poco probabile, non esclusa del tutto la possibilità di qualche locale rovescio temporale al pomeriggio. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima.